la scalinata centrale del Sagrato della Chiesa è riservato alla banda e alla Maggiorella di Madrid. Facciamo un grosso applauso per questo ingresso del Maggiorella e della banda di Maurizio. Seguita dai bambini permesso, eccoti qua, è tradizione del nostro carnevale per lanciare ai bambini dei palloncini con dei messaggi augurali destinati a chi che sia, ovvero dove possono raggiungere, trascinati dal vento, i palloncini. Sì, ecco adesso la banda e le banderette si trasferiscono sul sagrato della chiesa. Un attimo agli amici di Merlana daremo questo il via ufficiale dopo il lancio dei palloncini. Un grosso applauso alla banda e alla Maggiorella di Maurizio, e adesso, intanto che loro prendono posto sul sagrato della chiesa, daremo il via ufficiale alla mascherata 95 di Pisciana con il lancio augurale dei bambini. Mi sembra giusto che lo facciano loro. Via! Un grosso applauso! Eccoli che partono i palloncini di messaggio augurale e andiamo. Eccolo qua! Ecco che lì era Massa Pesano, non è guarda. Eccoli che se ne vanno, speriamo che raggiungano chi di dovere. Siamo in via a Merlana, poco! Eccoli qua, la seconda Repubblica, ovvero il regno dei cellulari. Eccoli qua, come li potete vedere, sono tutti mascherati da giullari. Attenzione che i giullari allora faccio la spiegazione, ve la leggo in sintesi, e dice: come accadeva nella tradizione medievale, per un giorno durante il carnevale i giullari di corte potevano prendere il posto del re e della regina, invertendo così i rispettivi ruoli e poteri. Le attuali vicende politiche ci vedono ben lieti nel riportare in vita questa tradizione. Noi giullari, onesti lavoratori, abbiamo preso il posto dei nostri re, i governanti della Seconda Repubblica, e con estremo stupore abbiamo constatato che le casse dello Stato ormai contengono solo fumo, quello di sapore, coriandoli, dolmani. Ritornando ai nostri mali quotidiani, ci penserete, e non così dai giudiziati, Eccolo qua che il caro di Merlana sta tirando in testa una squadra nutrita di giullari con colori variopinti, cotillon e coriandoli, seguiti da un fantastico carro con in testa un giullare enorme, un enorme giullare, guardate qua, fumo. Ecco, vi raccomandiamo di lasciare lo spazio scusandoci anticipatamente, dato che il carro ha delle dimensioni extra large. Ecco qua, che qui alle
Silvio Mietio. Ma non è di Merlane lui, comunque era qua. Ecco il carro che sta passando, un favoloso castello comandato per un giorno dai giullari. Un grosso applauso agli amici di Merlana che ecco, adesso io vi leggo in sintesi il bigliettino che loro mi hanno lasciato per spiegare la loro performance o rappresentazione. Hanno una storia ed è quella che oggi essi... Come potevate voi personaggi d'autore tra le scolorite pagine dei libri, come potevate gli sguardi o ha scritto come Galicia. Allora, vedete, allora come potevate gli sguardi non voglio capire, mi ha scritto non miedi, mi dà occhiali Renzo, ma le compagni non comprendere la vostra bellezza e allora vi siete ribellati e avete deciso di comparire per la prima volta nelle vostre reali dimensioni. Guardate la bellezza di questi quadri d'autore, forse li riconoscerete. Comunque ascoltate la storie fantastiche che oggi ci vogliono raccontare. Un applauso al Presidente che mi ha aiutato, perché chi è il Presidente del Petroticiano che mi ha aiutato a capire. Comunque, come potete vedere, hanno usufruito di pannelli e hanno creato delle immagini, delle dimensioni. Un applauso agli amici di Cervignano e diamo non sono Pinocchio al naso molto curvo, con Abra Cadabra. Eccole qua, due splendidi trampolieri. Ecco qua, effettuato il guasto tecnico. E qui ci sono due facchiri e delle signore che io me ne vado, sono dei chiromanti che cercano di individuare il futuro delle persone, ma cercano di individuare. Qua abbiamo questo signore grandissimo con i trampoli. Qua abbiamo i famosi coniglietti che escono dal cilindro come per magia. Ed ecco qua abbiamo il gruppo dance. Questi qua sono sempre di Starantano, signori? Piano, ricordo con gli spray da non centrare la faccia. E là, eccoli qua, a ritmo, forza, a ritmo, ehi, 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 eccoli qua. Ecco, gli amici di Starantano che ogni anno ci regalano una coreografia diversa. Ecco che sta sopraggiungendo il carro Abra Cadabra. Un applauso agli amici di Starantano che fanno il loro ingresso in piazza Avissano.
Allora il carro è un'altezza di 5,70 metri, ha costato una bellezza di 110 giorni di lavoro, quindi sono 4 mesi circa, e non credo... Fila, compagnia dei carri di Stato. Con la coniglietta. Attenzione, attenzione. Sta proprio stringendo il carro. Attenzione, prego signori giocatori di creare uno spazio sufficiente affinché il carro possa manovrare, grazie. Ecco il personaggio Disney, il famoso Beast, quella serpente Beast di Robin Hood, Capitano Paperino, abbiamo una bella strega volante, la zuppa di Halloween, Topolino in versione Fantasia, Topolino in versione Fantasia. E qua stanno un bel libro, Polina Elettrica di mezzanotte, quando la luna è piena, prendi 11 pezzi di quercia, marcia, bruciali lentamente nell'acqua. Ah, ma qua c'è una preparazione di un decotto che esistano, e qua dicono loro: sono trascorsi ormai 1000 anni da quando i pianeti del nostro sistema solare si sono trovati allineati tra di loro, ed è solo in questa particolare situazione che alle creature della notte è permesso aggirarsi per le strade anche di giorno. Unica condizione da rispettare è non saziarsi di sangue gli innocenti, ma non sempre il desiderio viene placato, ed è proprio oggi ed in questo luogo che le creature si incontreranno per celebrare l'occasione. Oh sì, a capo di questo potere non poteva esserci che il principe delle tenebre, Vlad Dracul, meglio noto con il nome di Dracula. Ed eccolo qua, trainato dai suoi servitori all'interno del suo monumentale sarcofago, raffigurante sul coperchio la sua tetra immagine. Una musica tenebrosa suonata da un suo subalterno con un maestoso organo rimbalza nell'aria, echeggiando in tutte le direzioni. Scusalo, eccolo qua, eccolo qua. Ora questi vampiri si stanno dirigendo verso un preciso luogo di incontro, ben scortati da pipistrelli impazziti ed affamati, ove verrà sacrificata la prima giovane ed innocente vittima, unica eccezione concessa dalla legge. Chi capiterà tra le loro grinfie, o meglio dire tra le loro zanne? Perciò voi gente che mi state ascoltando, fuggite se volete salvarvi. Dottor Michael Morbius, anno 965,
1995. Un applauso agli amici di Trivignano Vinese che ci hanno così ricordato, mamma mia, che esiste anche il tetro. Qui abbiamo un gruppo di romance che è una tribù di indiani. Questo è l'ultimo dei moicani. E lo maltrattano e lo hanno reso infame. Ecco, adesso si fanno. No, ma noi non abbiamo bisogno di pioggia, questa è una predilezione questa per il miglior tempo, questo qua non dà segni di vita. Eccolo qua, lo ha sgurlato ed ecco che riprendono freneticamente la loro danza. Salutiamo questi amici. Ecco gli amici di Pumicello costruendo questo carro hanno voluto riscoprire l'antica e affascinante cultura trasmessa dall'arte circense e l'hanno voluta rappresentare nella sua grandiosità, maestosità, nel segno dello spettacolo, delle acrobazie, allora il circo si presenta con le figure caratteristiche di 2 elefanti, come potete vedere, arricchite da movimenti meccanici e a simboleggiare il pubblico che si reca al circo segue una macchina dai molteplici colori e di seguito, come potete vedere, una biga romana trainata da 2 splendidi cavalli bianchi lilipuziani. E che nel procedere, come potete vedere, i cavalli si impiccariscono e sulla biga romana a rendere omaggio al pubblico qua presente a Pisciano, le cavallerizze. Abbiamo questi 2 cavalli libiziani che si impegnano, signori, guardate sull'altezza di 4,80 m, signori. Guardate e giudicate. Poi abbiamo le maestose cavalleriste, promettenti cavalleriste. Signori, abbiamo le bestie feroci. I bestie feroci, gli orsi, le tigri, il puma, le pantore, i leoni. E non mancava più di sano la prima volta nella storia di una torre di Abbia, il primo Bibbia e le ossa. Non volete, signori. Guardate e giudicate. Guardate, signori. Le trapeziste, signori, giudicate anche splendide ragazze che vengono avanti. Poi abbiamo il grosso clown che ha un'altezza di 5,40 m, con 7 movimenti, con la testa in piedi, signori, e guardate e giudicate, signori, 7 movimenti. Allora nel secondo carro troviamo invece il re della foresta, il leone, che chiuso il domatore in gabbia finalmente prende la sua rivincita. E di seguito
le trattafisto capaci di emozionare con vortecci. Il carro termina con la presentazione di un clown delle notevoli dimensioni all'insegna della sana risata. Gli amici di Fiumicello. Come devo dire, il clown ha delle movenze meccaniche ed è di notevoli dimensioni. Ricordo al gentile pubblico di fare spazio gentilmente a questi carri di notevoli dimensioni, grazie. E facciamo proseguire forza il carro di Fiumicello che ci ha trasmesso la sana allegria del circo, rappresentandolo nelle fasi salienti. E adesso, dopo gli amici di Fiumicello, attendiamo un attimo che defluiscano, forza. Abbiamo un gruppo mascherato di Buia. Ancora un attimo, facciamo Cocule di Buia, leggo tutto, e ci presentano la loro performance che si intitola Soli con la Luna. Vi leggo la loro presentazione. Un giorno il sole disse alla luna: che noia essere una palla. La pallida luna rispose: senti, non essere pesante, tu sei così potente, pensa a me invece, io cambio forma ogni giorno, prima sono piccina piccina, poi cresco piano pianino e divento tonta e papputella come te solo una volta al mese, dopo la cosa si riprende. Ah, si direbbe che tu abbia un ciclo, donne, qua dice il sole che risponde alla luna, ma intuisco che non è il momento giusto per parlarne, stasera sei piena. Senti Stellina, non scaldarti troppo, ma se non ci fossi tu, chi simboleggerebbe la tua presenza? Che rispecchierebbe i tuoi raggi nelle tenebre? Ma fai una poesia, Per dirmi Regina, questo è vero, ma è anche vero che la mia luce va all'infinito e poi è energia sana, pulita. Ed ecco qua, abbiamo il gruppo di San Valeriano di Codroipo con il titolo La Bella e la Bestia, e fa ingresso in un castello trainato da un trattore con
su tutti i rappresentanti del famoso cartone animato della Walt Disney. Allora, tazzine, zuccheriera, orologio, caffè di birra, candelabri, armadio, eccetera, eccetera, figure incantate che insieme si muovono e formano tutti una meravigliosa coreografia, ruotando intorno a una coppia strana e originaria, la bella e la bestia, finché lei non si innamorerà della bestia, che nasconde un cuore tenero, così l'incantesimo si rompe ed ecco apparire un bel principe che insieme alla sua bella si reca nel castello fatato. Grazie, ci ho mangiato un quadro coreano di tutti i soldi. Allora, questa è la scena iniziale, la scena finale. La sapete benissimo che tutti gli oggetti riprendono la forma umana e l'incantesimo viene a svanire e tutto ritorna alla normalità e vibrando, felici e contenti come si suole fare. E il mio segretario glielo ricorrono dei pazzi ai Flintstones. Eccolo qua, il bel principe trasformato. Però la bella non l'ho mica che tu di, Mamma mia, oh. Eccolo qua. Giorgio. Attenzione, cosa? Allora, attenzione, una comunicazione importante, c'è una bambina di nome Eva e la mamma si chiama Marina, l'aspetta sotto il palco. Allora la bambina Eva aspetta la mamma sotto il palco qui in piazza, grazie. Allora, vediamo adesso. Allora invitiamo gli amici qua della Bella e la Bestia a proseguire, grazie. Eccoli qua, ti facciamo un grosso applauso e sono riusciti a rappresentare i personaggi Disney. Adesso ci sarà un piccolo gruppo di grado, gli amici di grado, che rappresentano i messicani Peones. Eccoli qua. Loro puscheroli sono un nigno in braccio, Eccoli qua gli amici di grado che rappresentano i Peones messicani. Attendiamo un attimo che passino, eccoli qua. Il Flintstone! Eccolo lì l'auto del mitico Fred. Eccoli qua, il Flintstone. Allora un carro che simboleggia la voglia di divertimento, evocando un tema caro ai bambini. Infatti i Flintstone sono dei cartoni animati della Hanna-Barbera. E allora qua loro evocano un tema caro ai bambini e non solo. I Flintstone rappresentano i nostri antenati e come tali loro vogliono
ricordare la loro importanza. I personaggi sono Fred Vilma, che è la moglie di Fred, Barney e Betty, che sono gli amici dei Flintstones. Ecco, questo è il figlio. Insomma, devo andare a vedere il momentino della bambina. Dammi la frutta che lì. Allora, qua sono tutti i figli dei Flintstone, no? C'è Ciotolina e Bam Bam. Senza dimenticare il famoso dinosauro Pino. Eccolo qua, Pino. Che cala il Bam Bam. È un problema di mandare in avanti. Questo è il bambino di Fred. E chi invece tra le Etio, simultaneamente Etio di Fabrice. Eccoci qua. Le maschere italiane, Meleto di Tomba. Un grosso applauso innanzitutto agli amici di... non mi dici l'ultimo. Di Quadro. Ecco qua, Meleto di Tomba, le maschere italiane. Ecco qua, hanno cercato di fare una fedele ricostruzione delle tradizionali maschere italiane. E queste maschere sono riusciti a sopravvivere ad ogni tempo e ad arrivare fino a noi. Poi c'è Stellello della Firenze che mi dà un po' come fare dei fianchi alla salute degli amici di Meleto di Tomba. Salutiamoli con un grosso applauso e un plauso per gli eccezionali costumi creati. Lo so, però io preferisco il bene, mi piace di più. Arrivederci, dottor Palazzone, mi osservi. Ecco qua. Allora, gli amici di Roma, mi ha chiamato al Tevi, romanzi sotto con il tema Re Carnevale. Ecco che sono il loro ingresso in piazza. Un applauso agli amici di Romanzi sotto, altri fedelissimi del Carnevale di Tissano. Noi abbiamo una nutrite schiera di bisiasche e sono alt e c'è. Sono onnipresenti, sono sempre che si divertiscono, loro non stanno mai fermi, e sono sempre che salti, che si muovono, che bevi, che mangi, che duri, e insomma in gamba. Allora vi presentiamo il carro allegorico di Romans. Allora, mi voti sempre al volonta 3.000. Allora qua non c'è nessuno sfondo politico nel carro quest'anno degli amici di Romans. Qua loro dicono un titolo, quello di Re Carnevale, che indubbiamente molti si contendono e molti si dividono con pieno merito. No, nulla di tutto questo viene rappresentato dal carro, ricordo degli amici di Romans, anzi quasi a volere disintossicare i presenti dai veleni della politica italiana, il gruppo romanese presenta un'opera allegorica che raccoglie i più genuini aspetti carnevaleschi, presentando una carrellata delle più suggestive maschere italiane, ciò affinché l'allegria, quella più vera, quella più cristallina e pura, riesca a invadere l'animo soprattutto dei tanti bambini, spesso vittime di un linguaggio carnevalesco
a loro incomprensibile fatto di accostamenti e satire politiche che certo non li divertono. Questo carro allegorico viene dunque dedicato principalmente a loro, ai tanti bambini che sono i veri re del carnevale. E un plauso a quanto hanno detto gli amici di Romance che hanno interpretato, a mio giudizio personale, ottimamente il pensiero del carnevale. Bravi, ecco qua, Strax e Flaps. Abbiamo il gruppo dei Frax, dei Frax e Strax, no, Strax e Flaps. American Football in Pisano. Eccoli qua, gli amici di Codroipo, con le ragazze Pom Pom, Flaps e Strax. Sì. Allora, ricordo ai bambini con gli spray di non tirare assolutamente in faccia lo spray, fa male agli occhi, quindi tiratelo dove volete, non tiratelo addosso alle persone, in faccia possibilmente. Grazie, siamo educati prima di tutto. Ecco arrivare il più popolare e amato sport americano sulle spalle del gruppo codroipese del mitico 52. A nessuno potrà certamente venire in mente di associare i muscolosi adoni americani con gli impavidi 43 anni, addirittura tutte le TH, che sicuramente dacci un 5, dacci un 2. Ecco il classico incitamento alla squadra di football americano con le ragazze Pom Pom, che logicamente incitano le loro squadre con inneggiamenti più o meno svariati a seconda. Allora, queste spassose caricature vogliono solo sensibilizzare la gente che nello sport è bello giocare ed esultare senza pensare esclusivamente alla competizione. Bravissimi! Ecco qua, c'è un fallo, l'arbitro non riesce a capire se c'è fallo, se no gli tiri in balli scarpi e si lucca. Brava le ragazze del 52, non oso chiedere l'età, del 52. Quanti anni abbiano? Non so. Eccoli qua, eccoli a tirare le balle. Attenzione signora, sì, fanno. Pronti. Ecco, vediamo gli amici del 52 di rimanere qui ancora un attimo a riempire questa piazza. Cerchiamo di far defluire il carro un attimo. Ecco, siamo pronti. Ho iniziato tanto, ma ho iniziato a loro un po', ok? Ecco un attimo gli amici di Gorizia che passeranno adesso. Un attimo ancora e creiamo campo libero alla loro rappresentazione. Ecco un attimo, sì, ci sono dei problemi di incrocio con i carri che hanno appena terminato di filare e quelli che devono ancora proseguire per lungo il percorso. Comunque la pazienza ho visto che non vi manca, quindi è un pregio a voi. Che del gruppo Spagaus di Gorizia il titolo è L'Italia è la nostra, ed eccoli qua
la giostra del Luna Park con dei somari invece dei classici cavalli, raffiguranti i più noti esponenti politici, da Fini, Berlusconi, Bossi, Buttiglione e D'Alema. Il sesto è un somaro vero, il tutto sovrastato da uno scalparo che fa da cupola con espressioni diverse. La speranza è nel futuro. In un nido sopra la cassa sta nascendo il nuovo. Funari dall'uovo esce con il politico del futuro che promette come gli altri Mario Monti, alla fin fine è come gli altri. Dietro al carro c'è la scritta, c'eravamo cavalli di razza, ma il mercato offre solo questi. Ecco qua il significato del gruppo Spaccalus di Gorizia. Grazie sentito agli amici di Tissano che ci hanno ospitato per questa meravigliosa edizione. Eccolo qua. Troppi molti svinos in tu che parlano di salire, ma oh, d'altronde è appena nato e bisogna dargli credito, no? Bisogna darvi credito. Poi diviso per le copie. Vi ringraziamo di questo applauso. Ma dovete C'eravamo puro sangue, ma il mercato offre solo questi. Gli amici di Gorizia del gruppo Spaccalus. Un grosso applauso che se ne vanno anche loro, li ringraziamo Grazie amici di Tissano. della loro presenza. Segretario, please. Ricordo che sono sempre in funzione i chioschi lungo il borgo di sopra e quello in piazza. Non abbiate timore, non vi cacciano assolutamente via, anzi. Adesso attendiamo che passi questo carro di Gorizia, dei Spaccalus. Ecco che fanno il loro ingresso gli amici di Grado. Eccoli lì, guardate che magnifici costumi che hanno creato. Inutile dirvi ecco che fanno ingresso gli amici di Grado. Eccole qua, queste splendide fate alate. Molto colorate, brave, sono dei costumi molto ben fatti. Ecco, no. Ecco, adesso dietro, perché mi sembra giusto farle sfilare, ci sono anche altre tre gemme d'Oriente di Monfalcone che sono fuori concorso, ma hanno voluto ugualmente sfilare qui a Pisano. Sono dei costumi splendidi, realizzati in maniera eccellente, li sto ammirando da vicino, con delle piume di pavone autentiche, molto molto belle. La Pro Orso di San Pier di Zonto con Forza Messico, miracolo economico italiano. Eccoli qua. Eccoli qua, loro dicono
l'Italia, quella che si affaccia timidamente nel 95, loro lo sapete che il Messico non tanto tempo fa, a causa della grossa inflazione avuta al suo interno, ha subito la bancarotta, e allora per non, insomma, che sia da monito anche per noi, affinché ciò non avvenga. Eccoli qua gli amici del Proorso di San Pier di Zonzo. Però, nonostante abbiano le teste al sedere, i messicani non è che vanno in la stessa, non è che si fermi. Tipo qua, serve un groppista per il signore a Gansbusana Roma, quindi chi avesse un sandalo di scorta per cortesia rifornisca il presente. Un grosso applauso agli amici di San Pier di Zonzo che da quando c'è il carnevale qui a Tizzano sono sempre stati onnipresenti. Quindi li salutiamo con un arrivederci e un grosso applauso. Grazie alla Proorso di San Pier di Zonzo, la classe prima, seconda e terza del quartiere Campagnuzzo di Gorizia, che sono due bambini della prima, seconda e terza elementare che sfilano vestiti da brasileo. Ecco, attenzione. Possiamo passare? Attenzione, signori, mi raccomando, non passate, non ostruite. Eccoli qua. E facciamo un applauso, sono dei bambini. Guardate quanto belli. Bravi. Adesso, attenzione, non è finita ancora. Non è finita ancora, vedo qua. Allora, dovrebbe essere l'ultimo che sfila. Attimo che chiedo conferma. Ora, è l'ultimo carro concorso, che ci sono ancora altri due gruppi. Sono altri affezionados San Canzian di Zonzo con il loro mondo del ghiaccio. Attenzione a non toccare l'Alaska, uno splendido Alaska che traina la slitta. Allora, il mondo del ghiaccio illustra il modo artistico satirico del vasto mondo esistente oltre i circoli polari del nostro pianeta, unendo ecco, io tralascerei le spiegazioni perché mi sembra che la visione di come viene rappresentato questo carro è eccellente. Attenzione signori, creiamo un po' più spazio per mettere il passaggio, per cortesia.
Attenzione, signora, grazie. Attenzione, attenzione, mi tolgo anch'io, scusate. Attenzione, fate spazio. Ecco, da notare la creatività per fare questi costumi che sono molto molto belli. Ecco, adesso faranno una bella coreografia. Vi chiedo cortesemente di allargarvi ancora di più, grazie. I servizi allarghino di più le persone, grazie. Ecco, stanno creando una danza molto coreografica, molto bravi. Molto bravi. Ecco. Questa gente semplice dei popoli dei ghiacci che ti salutano e ti ecco, subito dietro a loro il sopraggiungere di un favoloso carro che vedrete appena farà ingresso in piazza. Il carro è corredato da numerosi pinguini, praticamente tutti questi animali sono abitanti dei circoli polari artici. Eccoli che fanno. Vi chiediamo di creare più spazio. Posteriormente al carro invece c'è una cinese che sta cercando di toccare il pesce, a una porta che invece non è assolutamente d'accordo in quello di oro. Favoloso carro degli amici di San Marcello Pisotto. Attenzione che ci sono ancora due gruppi di squadre che devono entrare in piazza, quindi ancora un attimo di pazienza. Ai signori qui che stanno occupando l'ingresso, si portasi ai lati, sempre cortesemente. Cortesemente di creare spazio, grazie. Caro Silvio, che le biciclette. Forza! E un grosso applauso
di San Canziano di sotto il loro mondo del ghiaccio. Eccoli qua, più forsennati che mai. Un arrivederci al prossimo anno. Ecco che fa l'ingresso la banda di Lavariano. Giuseppe Verdi completamente in maschera, per cortesia state sotto. Vai in acqua quel trabecuro, dai. Eccoli qua. La banda di Lavariano al completo in maschera, tutti da clown, un grosso applauso, che passano anche loro. Attenzione, creiamo lo spazio sufficiente, sempre con cortesia, grazie. Eccoli qua, un grosso applauso agli amici di Lavariano. Ecco, probabilmente vorranno regalarci una loro performance, esibizione, o chiamatela come volete. 1, 2, 3.
personaggi d'autore. Come potevate sopravvivere ancora tra le scolorite pagine dei libri? Come potevate sopportare il quadro di disastri? Dove va? Poi chi no?
dai, dai.